L'omicidio durante le riprese aeree di un documentario prodotto da Marco Paolini, 74enne esperto pilota, viene colpito da malore, riesce a compiere un atterraggio d'emergenza e poi muore, salvo il passeggero. Autonomia, il Partito Democratico Veneto presenta la sua proposta di legge per superare lo stallo. La reazione di Zaia: bella notizia, se il PD c'è, ora Letta appoggi la legge quadro che già stiamo portando avanti con il ministro Gelmini. Ormai esauriti i fondi del Ministero dedicati ai CAF per la compilazione dell'ISEE, da luglio le pratiche potrebbero essere a pagamento. Dopo il caso di Savno, ora anche MOM, mancano autisti e l'azienda di trasporto della Marca ha pubblicato un bando per l'assunzione di 25 conducenti, posti necessari per garantire il turnover nei prossimi mesi. In auto sul ponte di Bassano, di nuovo dopo il gruppo di anziani un mese fa, stavolta è stato un giovane ad avventurarsi sul monumento nazionale, una delusione d'amore, la scusa raccontata ai vigili. 2 laboratori tessili abusivi finiti nel mirino della Guardia di Finanza nella Marca. Nel primo caso è scattata la denuncia anche per combustione illecita dei resti di lavorazione. Calcio e volley, domenica 2 facce, la festa dei tifosi rossoneri in tutto il Veneto per lo scudetto del Milan, lo sconforto dei tifosi dell'Imoco per la Champions sfumata all'ultimo minuto. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prima di iniziare con la cronaca, subito il nostro sondaggio di questa sera dedicato al reddito di cittadinanza. Tornano le polemiche su questo provvedimento. Vi chiediamo quindi: cancellare il reddito di cittadinanza? Se per voi la risposta è sì, una chiamata gratuita allo 0422 162 6691, oppure se per voi la risposta è no, una chiamata sempre gratuita allo 0422 162 6690. Come sempre il risultato del nostro sondaggio questa sera nel corso di Ring, in onda a partire come ogni lunedì dalle 21:15. Ed ora la cronaca con la notizia della tragedia che si è verificata questa mattina all'aeroporto Sartori di Asiago. Colto da malore in fase d'atterraggio, muore pilota esperto, salvo il passeggero. Sentiamo. Tocca il suolo con il biplano storico che sta conducendo e muore. Tragedia all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago, dove il pilota di un aereo degli anni 30, un Tiger Moth, con a bordo un cameraman della casa di produzione padovana Iole Film, in fase d'atterraggio è stato colto da un malore fatale. Si è accasciato sulla pulsantiera e per Renato Fornaciari, 74 anni, residente a Rovereto, aviatore esperto, non c'è stato nulla da fare. I due avrebbero dovuto realizzare alcune riprese del film L'isola che non c'è, la vera storia del soldato Peter Pan, che racconta la vicenda del soldato austro-ungarico morto nel 1918 sul Monte Grappa e sepolto nel sacrario di Cima Grappa. Partiti da Asiago erano diretti verso Marcesina, ma a causa di scarsa visibilità per nubi basse stavano rientrando. Fornaciari sarebbe stato colto da arresto cardiaco proprio poco prima di toccare terra, per poi uscire di pista e fermarsi nell'erba, facendo ruotare il velivolo di 90 gradi, salvando la vita al passeggero che, sedendo al posto davanti, non si sarebbe accorto di nulla. La manovra ha subito insospettito i controllori dell'aeroporto, che hanno fatto scattare i soccorsi, ma ormai per il 74enne era troppo tardi. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il pilota senza vita dall'abitacolo, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. La politica ora, perché è stata presentata questa mattina nella sede regionale del PD a Padova la proposta di legge quadro per l'autonomia del Veneto. Nei prossimi giorni la consegna al Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Il Partito Democratico ha definito la sua proposta di legge quadro per l'autonomia del Veneto dopo aver annunciato nelle scorse settimane le 7 materie, le prime secondo il PD per avviare una trattativa con il governo. Ora ecco sul tavolo la proposta che il segretario regionale Dem, Andrea Martella, consegnerà in tempi rapidi al Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. In questi anni siamo stati in una situazione di paralisi e quindi abbiamo cercato di indicare prima come uscire da questa paralisi, individuando delle materie su cui è possibile realizzare l'autonomia e che hanno a che fare con le imprese, con il lavoro e con la formazione. E oggi abbiamo voluto offrire una nostra proposta di legge quadro, dal momento che il governo con il ministro Gelmini ha detto che la vuole approvare rapidamente e noi stiamo dando in questo modo
un contributo propositivo. I temi del lavoro, della formazione delle imprese per avviare un dialogo con il governo, scelti per importanza e perché non prevedono i livelli essenziali delle prestazioni, cosiddetti LEP. Ma tra le novità inserite nella proposta di legge quadro del PD anche il limite temporale di un anno per individuare strade e risorse anche per tutte quelle materie che prevedono le modalità con cui viene finanziato il trasferimento delle competenze. Noi abbiamo voluto individuare 7 materie per quanto ci riguarda fondamentali, sulle quali il giorno dopo l'approvazione della legge quadro è possibile realizzare l'autonomia, perché sono tutte materie che non prevedono i LEP, e cioè materie che il Veneto può iniziare ad esercitare da subito, il giorno dopo l'approvazione della legge quadro. Ciò non esclude la possibilità, naturalmente, che queste materie possono ulteriormente aumentare nell'ambito delle 23, ma soprattutto con un principio: ci servono delle competenze rispetto a qualcosa che serve realmente ai cittadini. Importante è stato il lavoro fatto dai consiglieri regionali del PD per un percorso di condivisione nazionale e locale. Serve il coinvolgimento dei consiglieri regionali per individuare queste materie e anche per ottenere l'appoggio delle categorie, l'appoggio del sindacato, l'appoggio di tutti i mondi che ci possono aiutare in questa battaglia. Noi siamo convinti che se con concretezza affrontiamo questo tema sia possibile portare a casa il risultato. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, definisce una bella notizia la proposta del PD Veneto per l'autonomia differenziata su 7 materie e rilancia. Sappiamo che il PD vuole finalmente l'autonomia. Adesso ci aspettiamo che Letta appoggi la proposta di legge quadro che stiamo portando avanti insieme al ministro Gelmini, sulla quale un po' tutti i ministeri da mesi stanno lavorando. Il governatore premette che quella dei Dem è una proposta diversa nei contenuti e nei numeri rispetto a quella che abbiamo prodotto e che in queste settimane è oggetto di valutazione a Palazzo Chigi e al Ministero delle Finanze, ma aggiunge l'interesse ovviamente è quello di completare il percorso dell'autonomia, non di fare polemiche, benché il tema non sia quello del numero delle materie, altrimenti non si comprenderebbe come mai regioni che hanno chiesto pochissime nuove competenze non abbiano ancora l'autonomia. Il problema, osserva Zaia, è un altro: per avere la riforma ci vogliono i voti delle forze politiche, ma da oggi siamo più certi che i voti non mancheranno in Parlamento, conclude il presidente del Veneto, perché anche il PD c'è. Ormai esauriti i fondi dedicati ai CAF per la compilazione dell'ISEE, che da luglio quindi potrebbe diventare a pagamento. La consulta nazionale dei CAF ha stimato che la cifra potrebbe girarsi dai 20-25 euro. Questo è il costo che potrebbe essere a carico dei cittadini. È quello che da luglio i cittadini potrebbero dover pagare ai CAF al momento della compilazione dell'ISEE, strumento necessario per ottenere diversi bonus come il reddito di cittadinanza o l'assegno unico per i figli. Fino ad oggi, infatti, la pratica era gratuita. Oggi la gratuità per i cittadini è data dal fatto che esiste una convenzione a livello nazionale che sostanzialmente retribuisce i CAF per l'attività della compilazione degli ISEE. I CAF vengono pagati dall'INPS secondo 3 fasce in base al nucleo familiare di chi presenta domanda, con una media di 16 euro a pratica, attraverso un fondo messo a disposizione dal Ministero, fondo però destinato a breve ad esaurirsi. Oggi il Ministero ha previsto e si è basato sul numero di ISEE che sono stati compilati nel corso dell'anno 2021, però non ha tenuto conto evidentemente di un aumento crescente di ISEE che abbiamo già registrato a partire dai primi di gennaio 2022. Solo in provincia di Treviso, nelle 17 sedi del CAF CGIL ad oggi sono stati compilati 26.000 ISEE a fronte dei 30.000 dell'intero 2021. L'auspicio è che il Ministero rifinanzi il fondo, perché il rischio, spiega Monica Giomo, è che si crei una disparità tra chi ha fatto l'ISEE entro il 30 giugno gratuitamente e chi da luglio si troverà probabilmente costretto a pagarlo. C'è poi da ricordare che per quanto riguarda l'assegno unico per i figli, chi è riuscito a presentare la domanda entro giugno potrà ricevere gli arretrati da marzo, che andranno invece persi per chi lo farà successivamente. Potremo anche trovarci cittadini che prima hanno la gratuità e si prendono gli arretrati. Chi arriva dopo deve pagare l'ISEE e in più anche per gli arretrati per l'assegno unico.
Dopo Savno ora anche Mom, mancano autisti e l'azienda di trasporto della marca trevigiana ha pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di circa 25 conducenti di bus, previsto anche un bonus di 250 euro per il conseguimento della patente E. Al momento noi abbiamo appena usufruito un bando precedente, abbiamo assunto più di 22 persone. Adesso stanno andando in pensione altri e quindi abbiamo necessità di un certo numero. Potrebbero essere una quindicina di altri autisti che vanno a rimpiazzare le persone che vanno in pensione. Autista cercasi. Dopo il caso di Savno, ora è l'azienda di trasporto pubblico MOM a cercare personale. Passata la grande emergenza dell'inverno scorso, conseguente all'entrata in vigore del Green Pass, gli autisti sono ora tutti nuovamente in servizio, ma non basta in base al piano di turnover pianificato dall'azienda. Ecco dunque il nuovo bando che prevede anche un bonus per il conseguimento della patente E. Noi cerchiamo autisti con patente DE, con K ovviamente. DE vuol dire per mezzi articolati, quindi di tutte le dimensioni, e questi verranno assunti a tempo indeterminato. Abbiamo però anche previsto la possibilità di presentare domanda anche chi ha la patente D, cioè mezzi fino a 12 metri, e con l'intento però, mentre questi hanno a tempo determinato e nei 12 mesi devono ovviamente fare la patente E, e noi contribuiamo con un aiuto di 250 euro. Sono circa 25 le posizioni vacanti, di cui 15 nei servizi di trasporto pubblico locale e 10 per i servizi scuolabus. È richiesta età non superiore ai 50 anni e diploma di licenza media. Ma come si spiega questa difficoltà a reperire autisti? Sicuramente il costo per il conseguimento della patente ha un peso, ma secondo il presidente di MOM non è sufficiente a giustificare una tale carenza. Probabilmente il reddito di cittadinanza non aiuta sicuramente a trovare persone che vengano a lavorare. Probabilmente il lavoro dell'autista è un lavoro che ha un certo stress e che quindi i giovani poco si avvicinano a questa tipologia di lavoro. Il taser debutta anche a Vicenza, da oggi a disposizione di polizia e carabinieri, sarà usato negli interventi più critici. Si parte dalla città e nei prossimi giorni verrà esteso anche in provincia. Svolta sulla sicurezza. Da oggi il taser sarà utilizzato anche a Vicenza in dotazione agli agenti delle volanti e del nucleo radiomobile dei carabinieri. Si tratta di una pistola a impulsi elettrici che permetterà di intervenire in situazioni di emergenza per gestire soggetti aggressivi, esagitati, armati di coltelli o bastoni. Dispositivo che emette impulsi elettrici proiettando a corto raggio una coppia di dardi che rimane collegata a fili conduttori e che immobilizza temporaneamente, mediante la contrazione involontaria dei muscoli, il soggetto, bloccandolo. Si tratta di un'arma in dotazione di reparto, sottolineo che è un'arma non letale, che però è assolutamente utile come deterrente proprio per evitare che determinate situazioni che in passato hanno portato ad aggressioni fisiche nei confronti degli agenti di polizia e nei confronti anche dei cittadini possano essere evitate appunto con l'utilizzo di questo strumento. Strumento che nella gran parte dei casi ha una deterrenza preventiva. Basta cioè che il malintenzionato lo veda per fermarsi. Dispositivo di difesa e protezione per gli operatori che spesso vengono aggrediti o feriti nell'ambito degli interventi. Basti pensare che ai danni dei militari dell'Arma in provincia di Vicenza da gennaio 2021 ad oggi ci sono stati 28 arresti e 63 denunce per resistenza a pubblico ufficiale. Arma da oggi usata in città, ma che nei prossimi giorni sarà in dotazione a poliziotti e carabinieri anche nel resto della provincia. È iniziata la distribuzione intanto alla sezione radiomobile della compagnia di Vicenza e poi gradualmente verrà distribuito anche alle aliquote alle sezioni radiomobili della compagnia di Bassano, Tiene, Schio e Valdagno, quindi in modo tale che tutte le radiomobili abbiano a disposizione questo importante strumento di deterrenza. E torniamo nel Trevigiano, 2 laboratori tessili abusivi finiti nel mirino della Guardia di Finanza a Quinto e Zaro Branco.
Laboratorio tessile allestito abusivamente nel garage di casa, gli scarti di lavorazione bruciati all'aperto. Doppia denuncia alla Procura della Repubblica per un imprenditore cinese quarantenne di Quinto di Treviso accusato di violazione delle norme antincendio e di combustione illecita di rifiuti, la cosiddetta norma a terra dei fuochi. Scenario analogo, quello di un laboratorio tessile ricavato da un connazionale nello scantinato, anche a Zero Branco. Nell'ambito del controllo del territorio abbiamo individuato questi due laboratori che erano situati all'interno di cantine e garage di due abitazioni ad uso residenziale e quindi li abbiamo sottoposti a sequestro in quanto erano privi delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro. Nei due seminterrati, entrambi di circa 200 metri quadrati, non c'erano aerazione e uscite di sicurezza. Gli estintori erano privi di manutenzione, gli impianti elettrici non erano a norma e i fili penzolavano sulle postazioni dei lavoratori. I finanzieri trevigiani hanno posto sotto sequestro 35 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento e 300 kg di rifiuti smaltiti illecitamente. A Quinto anche una porzione di terreno di circa 50 metri quadrati. Abbiamo individuato e sottoposto a sequestro un'area adiacente al laboratorio tessile che era destinata alla combustione degli scarti delle lavorazioni e in questo modo si evitava di procedere al corretto smaltimento dei rifiuti. Area di cui il comune di Quinto ha imposto con un'ordinanza la bonifica. I due imprenditori cinesi che avevano in appalto lavori da imprese locali avevano assunto regolarmente ciascuno dei propri 4-5 dipendenti che vivevano ai piani superiori delle due abitazioni finite nel mirino dei finanzieri e degli uffici tecnici dei rispettivi comuni. I locali dopo il sequestro non hanno più riaperto e quindi sono stati tolti dal mercato due esercizi che di fatto agivano in modo totalmente scorretto e sleale a discapito di operatori che operano correttamente rispettando quelle che sono le normative. In macchina sul ponte di Bassano è accaduto di nuovo dopo alcune settimane, vediamo. È passato un mese da quando una comitiva di anziani in visita a Bassano ha imboccato con l'auto il Ponte Vecchio, trovando pure il tempo per scattare qualche fotografia. E l'altra notte il monumento nazionale è stato nuovamente teatro del passaggio di un veicolo. Verso le 3 della nottata fra venerdì e sabato un giovane della zona è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte mentre transitava con la sua Volkswagen proveniente dal centro città e diretto verso Angarano. Purtroppo un soggetto nella tarda serata di venerdì, anzi sabato mattina presto, è transitato sul ponte compiendo numerose infrazioni. L'automobilista ha messo in fila una serie di infrazioni, compresi 2 passaggi in ZTL, il transito sul ponte, via Angarano in contromano, e ha espletato impellenti bisogni personali in piazzetta Guadagnin. Il conto da pagare è piuttosto salato e supera di parecchio la quota dei 500 euro. Già sabato nel primo pomeriggio gli sono state notificate 5 sanzioni, per cui 2 di ZTL, una per il passaggio sul ponte, una per il contromano in via Angarano e una per aver fatto i suoi bisogni in piazzetta Guadagnin. Resta da capire il perché di questa notte brava. Sentite come ha motivato l'automobilista le sue infrazioni al comando della polizia locale. In maniera ingenua ha detto che è stata una delusione amorosa portarlo a compiere questi gesti. Impedire il passaggio sul ponte di altre auto è virtualmente impossibile perché va lasciato lo spazio per il transito di eventuali mezzi di soccorso. Però l'assessorato sta lavorando per inserire nei regolamenti comunali una norma durissima per bacchettare emulatori, sbadati e altre vittime di delusioni d'amore. Non riusciremo a impedire il passaggio se proprio uno ne vuole, ma le sanzioni dovranno essere adeguate a quello che è il gesto contro il nostro monumento nazionale. E restiamo a Bassano con la festa dei tifosi rossoneri ieri per la vittoria dello scudetto del Milan. Una folla rossonera, un'onda di entusiasmo ha letteralmente invaso le piazze di Bassano per i festeggiamenti del 19° scudetto del Milan. Il centro storico si è trasformato in una piazza Duomo in miniatura con fumogeni, balli e caroselli che raccontano quanta passione e quanta attesa ci fosse in città per il ritorno alla vittoria dei rossoneri.
I più gettonati nei tanti cori sono stati mister Stefano Pioli, Ibrahimovic, Tonali, Leao e Giroud. E pensare che molti gestori dei bar in centro sono di fede nerazzurra, ma se in campo a vincere è stato il Milan, a Bassano ha vinto la sportività. Preso d'assalto anche il Milan Club Punto Rossonero, i festeggiamenti sono andati avanti fin dopo la mezzanotte e fra sfottò, abbracci e striscioni non poteva mancare anche a Bassano il live della nuova hit rossonera. Pioli is on fire. E da calcio al volley, finale di Champions League amara per l'Imoco Conegliano. Un'ultima palla, un ultimo punto che per Vakif significa la conquista della Champions League, per l'Imoco la fine di un ciclo che ha portato le Pantere di Conegliano sul tetto d'Italia ed Europa, conquistando 16 trofei in 10 anni, con la vittoria quest'anno del quinto scudetto, il quarto consecutivo. Una cavalcata che i tifosi giallo-blu speravano di chiudere con il successo europeo, ma Egonu e compagni si sono dovuti arrendere di fronte alla concretezza delle turche. Una gara combattuta, un inizio in salita per le ragazze di coach Santarelli sotto nei primi 2 set, ma le neocampionesse d'Italia non demordono e conquistano un terzo set che fa sperare che il sogno del grande slam sia ancora realizzabile. Ma alla fine le speranze di conquistare il quarto trofeo della stagione dopo campionato, Coppa Italia e Supercoppa si infrange contro la grinta di Vakif, che si dimostra essere la bestia nera dell'Imoco. Della serata di Lubiana resterà la grande prova della pantera delle pantere, Paola Egonu, che dà l'addio a Conegliano, pronta a indossare nella prossima stagione proprio la maglia di Istanbul. Nonostante la delusione, i tifosi trevigiani salutano le giocatrici e mister Santarelli con un ultimo applauso a chiudere una stagione comunque indimenticabile e pronti ad iniziare un nuovo capitolo della storia dell'Imoco. Prima di salutarci, uno sguardo alla nostra programmazione. Gli ospiti di Ring questa sera in onda a partire dalle 21:15. Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Roberto Ciambetti della Lega, Arturo Lorenzoni, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e poi alle 22:30 Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Ed è tutto dal Veneto, grazie per essere stati con noi, arrivederci, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Alta pressione in graduale ritirata sul nostro territorio, correnti umide atlantiche infatti causeranno una lieve instabilità. Il caldo fuori stagione rimarrà però la caratteristica principale. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 24 maggio evidenzia una situazione tranquilla ed infatti in mattinata sarà proprio così, con tanto sole. A seguire maggiore nuvolosità sulle zone montane e pedemontane con occasionali acquazzoni, poi rovesci più diffusi in progressiva estensione anche alla pianura centro-occidentale con minore probabilità sul resto della regione. Venti moderati in prevalenza da sud, temperature stazionarie, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso con vento di brezza sostenuta. Sui monti possibilità di qualche isolato temporale nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, dal pomeriggio più nubi con fenomeni sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.